Acquistare un appartamento nelle località turistiche più esclusive del mondo può nascondere qualche trappola. Parliamo delle multiproprietà e del miraggio di poter possedere un appartamento, una villetta ai Caraibi piuttosto che in Egitto. Diciamo c'è un po' tutto il mondo, nel senso che ci sono le cose ai Caraibi, le strutture ai Caraibi, le strutture nelle isole Baleari e Canarie, e ci sono strutture anche in Italia. I venditori più aggressivi sono quelli della nostra zona, devo dire, sono molto specializzati nella vendita di questi prodotti. E Federcontribuenti Veneto ha compiuto una missione a Sharm el Sheikh, dove ha notato che alcuni contratti proposti ai turisti padovani nascondevano insidie e che i veri guadagni erano soprattutto per chi mette in piedi questi meccanismi. Ecco un esempio tipico con richieste di investimento da 20 a 100.000 euro. Gli propongono naturalmente l'acquisto di un diritto in piena proprietà, che non esiste in Egitto la piena proprietà. Gli dicono: comprate un villino, vi garantiamo il rendimento di questa proprietà e andate a recuperare comunque quello che è il vostro investimento. In realtà vengono garantiti i primi 3 anni e il diritto non è un diritto reale ma un diritto d'uso, cioè ha una durata di 99 anni, perché non si può essere proprietari se non si è cittadini egiziani. La multiproprietà dunque è uno strumento di per sé valido, ma non bisogna far credere al turista che ci si possa guadagnare sempre e comunque. Il consiglio è quello, per chi ha fatto il contratto ed è pentito, di rivolgersi a un'associazione di consumatori per valutare se ci sono gli estremi di impugnazione. Per chi invece non ha ancora concluso l'affare, di valutare seriamente la qualità dell'operatore e la bontà dell'operazione che viene proposta.